primo approccio col vino io l'ho avuto nel 1943 nell'azienda dei nonni Stefano e Amalia, i miei nonni, ad Arcade. Sono stato naturalmente, i genitori hanno ritenuto che fosse per noi, per il sottoscritto e mio fratello Lino, il luogo più adatto per essere protetti al riparo dagli eventi bellici della guerra che era in corso allora. E là, naturalmente in questa fattoria, io ho assistito a un'infinità di attività che non le sto a raccontare adesso. Veniamo al dunque del vino, che è quello che interessa a voi. Io ho visto naturalmente la cosa che mi ha attratto più di ogni altra è stato l'uva, la vendemmia. Naturalmente bambino, io avevo 6-7 anni, quelli che avevo, mi ha attratto. Poi ho assistito anche alla pigiatura dell'uva a piedi scalzi e ho anche assaporato, come si chiama, il mosto. Al punto che alla nonna Amalia, io dissi se potevo sostituire il latte della colazione mattutina con del mosto. Sì, sicuramente anche noi, come gran parte delle famiglie del territorio, abbiamo un legame forte con il territorio che nasce ancora all'inizio del Novecento con i miei bisnonni e poi mio nonno, che quindi abitavamo sempre qui nella zona, nella bassa, vicino a Santa Lucia, Arcade, dove si lavorava il terreno, si avevano quindi rapporti con gli animali, allevamenti. Ci siamo un po' evoluti con mio papà, che ha cominciato con i suoi fratelli anche la distribuzione di prodotti alimentari. Questo ha portato a conoscere bene lo stesso il territorio e in quest'ambito ancora mio papà 60 anni fa ha cominciato con una distribuzione di prodotti alimentari. E la cosa poi da lì si è evoluta, essendo poi noi all'interno dell'area della DOCG qui a Conegliano, era un passo naturale, avendo noi dei terreni, pensare a creare una produzione limitata di prosecco superiore, unendo l'idea della Costa, che è una località qui nelle nostre zone, sulle colline, e Ruel, che richiama i dolci pendii, dove naturalmente crescono i vigneti vocati al prosecco. E da lì poi ci siamo sempre più specializzati, diciamo, cercando di ricavare un prodotto che fosse di livello qualitativo, ma curandone anche poi gli aspetti di immagine che oggi sono altrettanto necessari. Allora, in questi anni si è evoluto, nel senso che il prosecco è diventato un prodotto di massa, vuoi perché le sue caratteristiche sono di un prosecco a bassa gradazione alcolica, 15-11 gradi alcolici, che ci consentono di poterlo usare sia come aperitivo ma anche a tutto pasto, ha un'infinità di utilizzi. Per contro ha determinato che un'infinità di aziende si siano dedicate a questo prodotto, snaturandone un po' il concetto base. E noi stiamo cercando nel nostro piccolo di farne apprezzare le qualità, indirizzando il consumatore, facendo un po' di scuola, facendogli capire quali sono le differenze, avvicinandoci più al concetto di slow food, quindi non il bere per avere un effetto di euforia, ma tanto per la consapevolezza di apprezzare un prodotto con una naturale lentezza, diciamo. Le cose che ci preoccupano maggiormente sono quelle di cercare nel nostro piccolo, di fare dei passi che ci permettono di affrontare il futuro con la consapevolezza di usare prodotti chimici in quantità minore, essendo anche noi consapevoli che non se ne può fare a meno, però si possono limitare l'uso nel vigneto, cercando anche nella lavorazione del vino stesso, riducendo la percentuale di solfiti che è presente nel vino, cercando di adottare alcune soluzioni come l'uso di alcuni packaging il più naturali possibile, quindi evitando plastiche e quant'altro, ma cercando di adottare dei cartoni che abbiano cartone naturale, quindi per essere un po' più legati al territorio, cartone ma anche riciclato, quindi per avere un prodotto che sia più vicino alle tendenze. Non ultimo, nel nostro caso abbiamo fatto un accordo con Bamboo Pro per la compensazione delle produzioni di CO2,
Quindi in questo modo noi abbiamo acquistato delle piantagioni di canne che praticamente compensano le produzioni di CO2 che noi naturalmente vengono dalla nostra produzione, insomma. Questo è un piccolo passo che però può permetterci, se allargato a tutte le aziende, di guardare con un po' più di tranquillità verso il futuro. Dovremmo essere sempre più attenti alle scelte che facciamo per garantire un futuro un po' meno inquinato, diciamo.